Di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Amici a casa, buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Come sapete, il nostro talk show va in onda ogni mercoledì e giovedì sul canale 15, qua in diretta dagli studi di Callanitari di Rubano, sul digitale terrestre quindi, tutto il Veneto e le province vicino e ovviamente per tutto il resto d'Italia e mi piace anche dire del mondo perché sappiamo che ci sono persone che ci seguono da tutto il mondo, c'è Facebook perché ovviamente adesso facciamo vedere, prego la regia di mandare il nostro tutorial, c'è la possibilità di guardare la diretta esattamente uguale a quello che succede qui, cioè tutto quello che succede qui in studio viene visto esattamente nello stesso termine con uno sfasamento solo di 15-20 secondi anche su Facebook. Ecco, basta andare sulla pagina Insieme Idee Persone TV, che è il nostro format, il nostro canale social dove facciamo convogliare tutte le nostre iniziative, guarda la diretta, basta schiacciare, ecco magicamente ecco, appare esattamente quello che sta succedendo qua dentro. Ecco, dall'inizio dell'anno siamo anche su YouTube, quindi in diretta, quindi per non farci mancare nulla, non ci sono attenuanti per chi non ha, dice non ho la televisione, c'è Facebook, non ho Facebook, c'è YouTube, quindi a quel punto abbiamo coperto tutto. Gli argomenti di oggi sono tanti, mi piacerebbe parlare della Boldrini che non ha pagato i contributi alla sua colfa, però diciamo che quello me lo riservo per gli approfondimenti che faccio, quei piccoli approfondimenti che faccio il pomeriggio, però ovviamente il piano vaccini. Ieri abbiamo parlato dell'azienda, della succursale dell'AstraZeneca in Italia. Chi sapeva che AstraZeneca aveva la filiale più importante in Italia? Quasi nessuno. Uno Stato moderno deve saperlo. A Nagni, vicino a Roma, alla fine è stata la stampa che ha svelato che c'erano quasi 30 milioni di vaccini. Questi 30 milioni, uno dei nostri ospiti un mesetto fa aveva detto arriveranno. Però non sono ancora arrivati. Ovviamente parleremo della situazione del governo, Draghi che non riesce a sfondare sul muro del consenso da parte dei cittadini, invece Conte stranamente tiene, almeno stanno i sondaggi, bisogna vedere quanto parziali o imparziali, però rimane il problema scuola, rimane il problema Pasqua, rimane il problema che qualcuno ha già cominciato a dire sì, ma fino al 1° maggio bisogna fare un piano di chiusura, ovviamente gli unici che pagano sono gli imprenditori, insomma argomenti ne abbiamo, didattica a distanza che fa acqua da tutte le parti. Insomma, parleremo di questi argomenti e altro ancora perché vi posso garantire che con gli ospiti che avremo oggi sicuramente ne avremo di che. Ve li vado subito a presentare. Abbiamo Francesco Scopelliti, Italia Viva Padova, benvenuto, bentornato. Buonasera, grazie Il signor Scopelliti è stata la persona che mi ha detto arriveranno 10 milioni di vaccini a marzo, io sto ancora aspettando. Scopelliti, Beh, poi facciamo i conti. Poi facciamo i conti. Mattia Gherardi, assessore Comune di Vicenza Infrastrutture, Protezione Civile, Arredo Urbano, Verde Pubblico, Agricoltura, un po' tutto, vi ha dato tutto. Vari ed eventuali. Vari ed eventuali. Fratelli d'Italia Vicenza, bentornato, benvenuto. Poi Marco Dolfin, invece consigliere regionale del Veneto, Lega, viene da Chioggia. Grazie direttore, buonasera ai telespettatori. Buonasera, benvenuto. Poi invece il collegamento via Skype, speriamo che la regia mi ha detto che sono tutti collegati, benissimo, vedo Jacopo Massaro che è sindaco di Belluno, buonasera sindaco, e l'assessore... Buonasera a voi. L'assessore Francesco Calzavara, assessore regionale Veneto, bilancio e patrimonio, lista Zaia, e ovviamente come è noto a tutto il Veneto, Calzavara viene da Jesolo. Poi avremo ovviamente... Buonasera assessore. Poi ovviamente dopo avremo un medico verso le 21:40 che ci spiegherà molti retroscena secondo me di quello che sta succedendo nel mondo dei medici, di medicina generale, i vaccini, sì, chi lo fa, lo faccio io, lo fai tu. C'è abbastanza bagarre da questo punto di vista. Regia, andiamo con la sigla perché sennò magari oggi mi dimentico. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa.
Bene, eccoci di nuovo qui in diretta, ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da casa, non siate timidi, non dovete fare la domanda perfetta perché non c'è il voto qua, non siamo a scuola che dovete, ha fatto bene, scritto, hai parlato bene in italiano, forbito o non forbito, non me ne importa nulla. Più che la domanda, se avete anche un'idea, condividiamola, è un salotto questo, quindi mi fa anche piacere se c'è un confronto da casa. Se non volete telefonare potete anche lanciare un messaggio sotto la diretta Facebook, potete lasciare un messaggio e ovviamente poi lo potremo anche leggere in diretta. Assessore Calzavara, Jesolo, lei viene da Jesolo, quindi sicuramente la meta più importante turistica balneare del Veneto, la più famosa, la più nota. Però ecco, ci avviciniamo adesso all'estate, qua il governo sta facendo di tutto per chiuderci in casa almeno fino al 1° maggio, però il 15 maggio parte la stagione balneare. Quali indicazioni, quali prospettive, anche le faccio questa domanda diciamo ottimistica perché bisogna cominciare a pensare anche alle cose belle che potrebbero arrivare, non solo ai drammi di oggi. Assessore, prego. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io credo che Grazie a lei. purtroppo archiviata la stagione montana, adesso dobbiamo proiettarci su quello che è la stagione estiva, che vi ricordo rappresenta circa il 50% delle presenze turistiche in Veneto. Di 72 milioni di presenze turistiche, più di 30 vengono fatte nelle spiagge che vanno da Bibbione fino a Rosolina. E quindi è un comparto, quello del balneare, che deve essere messo in sicurezza, deve essere messo nelle condizioni di poter aprire con garanzie di continuità, perché credo che la preoccupazione di chi oggi si sta preparando per la stagione estiva sia quella di non poi dover in qualche modo affrontare degli stop and go che sarebbero assolutamente insostenibili dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista organizzativo. Quindi ormai credo che tutti siamo un po' orientati a comprendere che quelle che le tradizionali festività austriache e tedesche, quindi quelle dell'Ascensione, della Pentecoste, del Corpus Domini, che arriveranno verso la fine di maggio, potrebbero essere il vero banco di prova di apertura di una stagione estiva, che deve naturalmente tener conto di quello che succederà poi in giro per il mondo. Insomma, noi fortunatamente di quelle 32 milioni di presenze turistiche, un 50% è italiano, ma il 50% arriva dall'area, in particolar modo tedesca e austriaca, e negli ultimi anni ha visto sempre di più altre nazioni utilizzare e vivere le nostre spiagge, i nostri luoghi. Penso alla Russia, penso alla Danimarca, penso all'Olanda, in particolar modo per l'open air, per i campeggi, che sta diventando uno degli elementi distintivi della costa veneziana. Quindi la sensazione qual è oggi? Quella di, almeno qui da noi, pur comprendendo la difficoltà di tutti, perché ci sono tantissime categorie che stanno vivendo questo momento difficile, che da mesi non vedono ristori, o i ristori non sono sufficienti a compensare quelle che sono state le perdite, però credo che in un momento come questo, in particolar modo per la stagione estiva, bisogna essere consapevoli che forse una settimana in più in un colore che ci permetta di rimanere un po' più attenti a quelli che sono i rapporti e alle relazioni che inevitabilmente poi portano a un aumento dei contagi, è il migliore investimento che possiamo fare per la stagione estiva. Quindi vediamo con piacere che alcuni numeri, pur sapendo che questi giorni sono quelli che un po' tutti quanti prevedevano come punto apicale di questa ondata, e quindi probabilmente speriamo che nel corso della prossima settimana si possano vedere dei dati un po' più confortanti. Ecco, non vorrei che qualcuno si illudesse che la situazione è finita. Io credo che avremo ancora un mese di aprile nel quale dovremo stare estremamente attenti ai comportamenti. Parallelamente speriamo, così come ci dicono un po' tutti quanti, dovrebbero arrivare una quantità importante di vaccini, ed ecco che allora la capacità vaccinale, quindi questa capacità di ampliare i vaccinatori, perché di fatto di questo si tratta, riuscire ad ampliare la possibilità di persone che utilizzino gli strumenti che ci metteranno a disposizione per vaccinare più gente possibile, ci permetterà di affrontare la stagione estiva con maggiore serenità.
rimane naturalmente poi, come dicevo, il resto del mondo, perché magari noi apriamo e la Germania è in una situazione estremamente difficile o l'Austria è ancora in difficoltà. Quindi è vero che noi dobbiamo essere pronti, cercheremo da questo punto di vista, e so che le associazioni di categoria stanno facendo alcuni progetti di una sorta di vaccinazione tale da, vuol dire, generare questa idea di una spiaggia covid-free, quindi alberghi covid-free dove il personale è vaccinato, naturalmente questo se avremo i vaccini a disposizione, in maniera di dare tranquillità agli ospiti che decideranno di venire nelle nostre località. Però è un percorso che il mese di aprile dovremo condividere giorno per giorno, day by day, perché credo che oggi nessuno possa fare una previsione di quello che succederà tra 15-20 giorni. Tutti auspichiamo che la situazione vada verso il meglio, che le temperature un po' più calde ci aiutino come l'anno scorso, ma dobbiamo essere consapevoli che è ancora una battaglia lunga da vincere. Ecco, bene, Assessore, lei mi ha dato uno spunto interessante per il sindaco Massaro. Ci mancava, ecco, l'unica provincia, l'unico diciamo, capoluogo di provincia, Massaro, che ci mancava nel nostro palmarès, mi passi il termine, della nostra trasmissione. Giustamente, finita la stagione della montagna, qui la stagione è finita malissimo, mi passi il termine. Il precedente governo, purtroppo, ci sono i stessi personaggi che 8 ore prima hanno detto domani non si va a sciare, sono ancora nella compagine attuale, vedremo poi, sarà il tempo a giudicare, le circostanze a giudicare. Ecco, quindi con che prospettiva, ovviamente la montagna è l'unica che ha la doppia stagione, quindi quella invernale e quella estiva, adesso con che prospettiva di rilancio vorrete affrontare la prossima stagione? Ma diciamo sicuramente che la montagna ha una duplice opportunità. Da un lato ha l'opportunità invernale legata ovviamente all'impiantistica di risalita, che però è una opportunità che per noi è sfumata chiaramente per noti motivi, però abbiamo una seconda opportunità che è quella estiva. Qui dobbiamo fare una sottolineatura. Allora, se da un lato tutto quello che è legato alla possibilità di aprire gli impianti è stata chiusa e oggi siamo qui in attesa di capire quale sia il riparto dei ristori che sono stati stanziati per il Bellunese, per esempio, prendo il Bellunese ovviamente che conosco meglio degli altri, ma hanno stanziato circa 60 milioni di euro, dobbiamo capire quale sarà la modalità di riparto e quindi come questo inciderà positivamente o negativamente sui vari imprenditori. Dalla parte estiva abbiamo un'opportunità diversa, e cioè nella parte estiva sicuramente c'è un utilizzo anche dell'impiantistica, chi prende la seggiovia o chi prende insomma la cabinovia per andare in montagna per poi recarsi in un rifugio oppure per andare a fare una passeggiata, chiaramente potrebbe essere penalizzata se gli impianti non riaprissero, però per esempio noi nel 2020 abbiamo registrato, quando c'è stata la fine del lockdown, no? Il primo lockdown, hanno riaperto un po' le gabbie, no? E quindi potevamo nuovamente cominciare a girare, abbiamo avuto un vero e proprio assalto alla montagna, anche a prescindere dall'impiantistica. Questo è un dato sicuramente molto positivo. E il paradosso è che per quanto riguarda la montagna, il Covid ha rappresentato anche un aspetto quasi positivo, cioè la gente ha fortemente riscoperto il valore della montagna, il valore del paesaggio, il valore del camminare, dell'andare in un rifugio, del godere della natura. Quindi per noi la vera sfida è questa, e cioè riuscire a intercettare questa novità dovuta al Covid e trasformarla in un'opportunità economica. D'altronde questa non è, per noi è più facile perché abbiamo osservato questa dinamica, però mi permetto di dire che questa dinamica è quella che noi dovremmo affrontare un po' in tutta Italia, cioè quando ci sono le grandi emergenze, i grandi disastri. Io penso per esempio sempre a Vaia, che nel Bellunese è stato, la tempesta Vaia ha rappresentato una sciagura terribile, di cui peraltro si è parlato molto meno dell'effetto reale che poi ha avuto sui nostri territori e sulle nostre popolazioni. Ecco, tutte queste grandi sciagure, questi momenti molto difficili hanno comunque degli aspetti sempre che possono essere trasformati in opportunità. Allora qui, secondo me, la capacità che dobbiamo riuscire a mettere in campo è quella di trasformare meglio che possiamo un grande dramma a livello nazionale in una opportunità per far riscoprire alcuni valori che noi riusciamo ad esprimere e che noi possiamo in qualche modo far valere e far giocare
e giocare positivamente. Beh, sì, Ricordo che benissimo. nei Ecco, primi noi, mesi fra l'altro aggiungo, Sindaco, che noi eravamo sul Nemegal un mese dopo che c'è stata la sciagura, proprio abbiamo fatto una puntata speciale dedicata proprio e abbiamo veramente avuto un ampio riscontro non solo di ospiti ma anche di pubblico, perché c'era la sala piena, quindi veramente abbiamo nel nostro piccolo dato anche il contributo. Io infatti la battuta che ho fatto all'epoca era: non so usare il piccone, però so usare il microfono, quindi ho dato ampio, ognuno deve fare quello che sa fare, quindi abbiamo dato anche ampio risalto, quindi saluto veramente con affetto gli abitanti di Belluno e del Nevegal, veramente è stata una bella esperienza. Però Sindaco, volevo chiederle anche una cosa, mi dica sinceramente che sensazione ha provato quando Speranza ha detto non si aprono gli impianti, e quindi tutti gli albergatori penso che l'avranno chiamata incavolati neri. Beh, certo, non è stato un momento facile, anche se non nascondo che io non è che ci avessi fatto più di tanto affidamento, nel senso che conoscendo la situazione generale, conoscendo alcune difficoltà che c'erano, non è che proprio io avessi considerato così certa la possibilità di riapertura. Allora, qui il punto però centrale è il seguente. Io credo che in questa emergenza il problema più grave non è tanto il fatto di vedere quello che ci aspetta, e cioè sappiamo tutti di essere in una situazione emergenziale nella quale dobbiamo fare degli sforzi, nella quale è giusto richiedere aiuto, sostegno, contributi, però il punto centrale secondo me è un altro, è la programmazione. Qui quello che è mancato veramente è stata la capacità di programmare in modo adeguato quello che noi avremmo dovuto affrontare. Allora, dire di 15 giorni in 15 giorni agli impiantisti adesso riaprirete, e poi 5 giorni prima dire no, non riaprite fra 15 giorni ancora, e poi dopo altri 10 giorni dire no, ancora 15 giorni, questo è l'errore più grave che si possa fare. Come è stato grave, per esempio, andare a sostenere, e noi sindaci abbiamo eseguito il nostro compito, ci è stato chiesto di comunicare con la popolazione, quando ci è stato detto dobbiamo chiudere a ottobre, adesso non ricordo, a ottobre, fine ottobre, primi di novembre, perché così salviamo il Natale, poi dopo se il Natale non lo salviamo abbiamo creato un effetto boomerang. Noi alle persone dobbiamo essere chiari e dire: guardate, probabilmente avremmo dovuto dire il Natale forse non lo salviamo, però è necessario che chiudiamo a ottobre per le seguenti motivazioni. Poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, però il punto centrale è che le persone hanno il diritto e il dovere di potersi organizzare. Ecco, sì, in questi benissimo, giorni c'è la Sindaco. discussione. Mi inserisco su questo discorso e la interrompo così creiamo il dibattito. Calzavara, Assessore, questa cosa noi l'abbiamo detta infinite volte in trasmissione, nei miei reportage, nei TG, nelle opinioni che ho fatto, quindi abbiamo sempre detto: ma come mai gli italiani si lasciano trastullare così, trattare così? Cioè la Conte, io mi ricordo bene, che diceva: le palestre, se mi raccomando seguite le regole, così la prossima settimana vi lascio aperti, altrimenti vi chiudo. Palestre chiuse. Mi raccomando, facciamo i sacrifici oggi, perché a Natale vedrete che cambieremo la situazione. C'è tutta questa scaricare sulle responsabilità, che poi oggi invece abbiamo visto che è il governo che ha delle estreme responsabilità, il sindaco l'ha appena accennato, sulla mancata organizzazione del piano vaccinale, di un piano adeguato di difesa dei cittadini anche nei confronti degli ultraottantenni, eccetera, eccetera. Ecco, io le chiedo, Assessore, ma come mai l'italiano si fa trattare così? Cioè, un po' di propaganda in televisione, tutti a cuccia, passi il termine, chiusi in casa, buoni, e poi alla fine, vabbè, le palestre chiuse. Io ho raccolto veramente decine e decine di testimonianze di persone che insomma sono passate prima da noi, prima di finire Rai 1, di Rete 4, e ci hanno rappresentato. Come? No, no, assolutamente, non si tratta di rivoluzione, si tratta di una coscienza, come subire una cosa del genere e non dire: ma perché ci prendete in giro dicendo rimanete chiusi che domani andremo, invece poi il domani non c'è. Prego, Assessore. Ma credo che sia questo un po' il problema che stiamo vivendo, cioè quello di non creare illusioni, perché sulle illusioni poi la gente che da mesi sta soffrendo questo momento rischia di creare delle aspettative che dopo diventano ancora più difficili da gestire nel momento in cui questa illusione viene meno. Cosa potevi dire? Insomma, la nostra, come dire, vedere che la Germania, che per noi è il modello,
Abbiamo sempre visto la Germania come modello di organizzazione, di programmazione, di capacità di essere puntuali, precisi nei confronti dei loro cittadini. Aver visto il primo ministro, la signora Merkel, chiedere scusa perché ha sbagliato, secondo lei, quelle che erano le previsioni di Pasqua, credo che sia l'elemento più forte che ci fa comprendere come questa è una pandemia alla quale nessuno è in grado di creare come dire, reali previsioni, se non quelle più facilmente spendibili. Perché Assessore, in effetti, interrompo brevemente, in effetti Conte non solo si è scusato, non si è mai scusato, ma addirittura pensa di aver fatto bene, cioè questo si chiama paradosso, cioè pur sapendo che... Noi viviamo tra quell'equilibrio di una parte di esperti che vorrebbero chiudere tutto, che è la cosa più semplice, e chi, come gli amministratori che vedo anche questa sera collegati, si trovano nella realtà di tutti i giorni, che hanno i loro cittadini che devono trovare delle soluzioni di carattere lavorativo, e questo equilibrio è difficile da trovare, è difficile nel momento in cui non si riesce a governare una pandemia che non capisci come poi nelle sue varianti, perché poi pensavamo di aver capito tutto e poi ti parte una variante inglese, una variante brasiliana, poi Assessore, una anche variante indiana, e quindi diventa difficile. Io capisco che poi per chi ha una palestra chiusa tutti questi discorsi sono estremamente... No, Assessore, fra l'altro le persone che chiedevano e chiedono, che lei ha citato, di chiudere tutto, i ben pensati, perché sicuramente la cosa più facile è pensare a chiudere, però è sempre, cioè, sono sempre quelli che non hanno attività di imprese, che hanno lo stipendio fisso da dirigenti di enti locali, eccetera, eccetera. Allora per loro è facile dire, vabbè, state chiusi, tanto ormai c'è il governo precedente, mi sa che anche questo scaricano tutti sugli imprenditori. Credo che su questo, insomma, vada fatta anche un'operazione chiarezza, no? Perché c'è un mondo che ha continuato a lavorare, che è il mondo dell'industria, che in alcuni settori sta crescendo, c'è il mondo della grande distribuzione che sta facendo i migliori anni degli ultimi 10, c'è il mondo dell'edilizia che non si è fermato, che sta continuando a lavorare, c'è il mondo della pubblica amministrazione che ha continuato il 27 a prendere lo stipendio. Quindi c'è una parte di italiani che di questa pandemia non ne stanno soffrendo più di tanto, perché comunque una parte dell'economia sta andando avanti. Ci sono invece dei settori che la stanno pagando in maniera profondissima. Penso a quello del turismo, penso a quello della cultura, settori che avranno grossissime difficoltà nella ripresa. Penso a tutte le città d'arte che sono circa più di un anno che non vedono turisti nelle loro città. Noi tutto sommato nelle località, diceva bene il sindaco di Belluno l'anno scorso, siamo riusciti comunque a scavallare, no? Perché comunque quei 3 mesi di stagione, sia dal punto di vista montano che balneare, ci hanno permesso non di pagare sicuramente quelli che erano magari gli affitti o i mutui, ma tentare di scavallare l'anno e di avere una prospettiva per il 2021. Ma ci sono alcuni settori, penso a quello del mondo della notte ad esempio, quello del mondo della notte è 1 anno e mezzo che non aprono i locali, a quello che organizzano i concerti, a quello che organizzano serate teatrali piuttosto che rappresentazioni. Quindi c'è un mondo che effettivamente sta soffrendo più degli altri. Lì su quel mondo bisogna trovare il modo di dare effettivamente dei ristori, perché sono quelli che stanno pagando di più una parte della ristorazione, cioè tutto quel mondo di servizi legati alla persona e al turismo in particolar modo che stanno soffrendo. E lì bisognava avere dei soldi veri per farli atterrare immediatamente. Purtroppo il paragone rispetto ad alcune realtà in giro per l'Europa è completamente diverso, perché nel momento in cui a me arriva l'80% del fatturato del mese precedente rispetto all'anno 2020 su 2021, è chiaro che diventa un approccio completamente diverso. Mi metto lì tranquillo e aspetto che passi la bufera. Noi invece ci troviamo in una situazione assolutamente insostenibile, che credo soltanto ancora per qualche mese potremo ancora tentare di gestire, perché il rischio qual è? È che poi effettivamente ci sia una rivolta da parte di queste persone. Alcuni segnali che abbiamo nel territorio di inevitabili situazioni di protesta è assolutamente comprensibile, perché ripeto, alcune categorie sono state messe nelle condizioni di non incassare più da più di 12 mesi. A queste categorie bisogna cercare di dare dei ristori, bisogna cercare di dargli dei ristori che siano significativi, non delle mance,
perché poi alla fine il problema diventa anche questo, insomma, perché se mi dai 1.500 euro, 1.800 euro di ristoro non è quello che mi hai risolto il problema. Da lì poi si apre il tema vero, Assolutamente. qual è l'Italia e quali risorse abbiamo realmente a disposizione da mettere in campo per cercare di portare avanti questo momento difficile. La speranza naturalmente è che almeno per il settore del turismo possa ripartire con la stagione estiva, che insieme con i vaccini ci permetta finalmente di arrivare alla fine del secondo semestre 2021 in serenità e ripartire, insomma. Ecco, Sindaco Massaro, la situazione vaccini a Belluno com'è? Ma la situazione dei vaccini va avanti. Adesso, intanto registriamo un dato importante che non riguarda Belluno, ma riguarda la regione del Veneto, e cioè abbiamo fatto dei progressi a partire da ieri. Sostanzialmente abbiamo finalmente iniziato a somministrare una consistente percentuale delle dosi ricevute, mentre fino all'altro giorno, come sapete, il Veneto era la quarta regione fra quelle che meno somministravano vaccini, insomma, no? Quindi questo sicuramente non era un dato rassicurante, ma adesso spiego anche il motivo. C'è una motivazione per cui la regione del Veneto somministrava meno. La regione del Veneto ha voluto tenere da parte le dosi per i richiami, quindi sostanzialmente tenersi da parte, peraltro non ce l'hanno mai detto, insomma l'abbiamo appreso ma non ci è mai stato spiegato, però tenevano da parte perché dicono, insomma, un domani si bloccano come si dice, le importazioni, insomma, gli arrivi di vaccino, e quindi noi intanto siamo preparati per questo. È una scelta, però è una scelta che secondo me non aveva, insomma, io mi sento un po' di contestare, nel senso che il modello inglese intanto ci sta spiegando che somministrare la prima dose a tutti è un modello vincente, perché intanto hai una copertura del 50-60% rispetto alla malattia. Loro per esempio prima vaccineranno tutta la popolazione e poi cominceranno con la seconda dose per completare, e i risultati li abbiamo visti. Ma non soltanto, insomma, c'è anche un aspetto secondo me molto importante. Lei mi dice che hanno fatto bene gli inglesi a uscire dalla comunità europea? No, questo assolutamente, ma non c'entra niente questo. Non c'entra assolutamente nulla. Non c'entra niente la scelta di aver trovato la scelta è rimessa ai singoli stati, quindi ogni stato fa come vuole. Allora, il punto centrale è assolutamente che mentre la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea e non c'entra niente con i vaccini, anzi, hanno avuto anche il problema adesso provando i vaccini, Quanti vaccini ha la Gran Bretagna? Quanti vaccini ha l'Italia? Scusi, AstraZeneca, lei sa di dov'è? Di Londra. È inglese. AstraZeneca è inglese e ha una AstraZeneca è inglese ed ha una golden share sui vaccini inglesi. Questa è una cosa abbastanza normale. Come Pfizer è americana, quindi l'America ha una golden share sul vaccino americano, mi sembra abbastanza normale. Ma detto questo, che non c'entra niente con il vaccino, dico semplicemente che la strategia che è stata adottata è legittima, ha una sua motivazione, io non la condivido, ma questo non è un problema. Andiamo avanti normalmente, il Veneto ha un sistema sanitario fra i più avanzati in Europa, quindi va benissimo, però sicuramente è stata una scelta che, se mi fa finire, il secondo aspetto che dicevo c'è un aspetto anche di impatto sulla popolazione. La popolazione è allo stremo delle forze, non ne può più e ha bisogno di sapere che siamo vicini all'uscita. Allora, in questo momento qua c'è la gente che si accapiglia e fa le code per cercare di avere una dose di vaccino, e noi ne stiamo tenendo una parte importante da parte per immaginare una seconda dose un domani. Secondo me, ma è una mia opinione, non è mica una cosa, non va presa come la verità assoluta. Dico semplicemente che oggi credo che la popolazione avrebbe gradito intanto di poter avere la prima dose, come hanno fatto in altre regioni, dove hanno spinto di più sulla prima dose e poi un po' meno sulla seconda dose, e quando arrivano le nostre partite di seconda dosi si può partire. Noi peraltro abbiamo avuto un'accelerazione. Per quale motivo? Perché avevamo i frighi pieni e stanno arrivando 2 lotti da 1 milione di dosi ciascuno, e adesso dobbiamo stoccarli nei nostri frighi e non avevamo lo spazio, ed è il motivo per cui hanno chiamato i comuni dicendo: abbiamo questo problema, per cortesia aiutateci, perché adesso dobbiamo aumentare rapidamente la somministrazione del vaccino, perché chiaramente questa è l'indicazione che ci arriva. È legittimo, è normale, non c'è niente di male. Semplicemente io credo che un altro tipo di strategia avrebbe rassicurato di più la popolazione, che ha bisogno di vedere che le cose vanno avanti.
non è che non stanno andando avanti, ma la percezione purtroppo alcune volte può essere distorta dal fatto che noi operiamo in un certo modo e non è semplice spiegare alla popolazione esattamente qual è la strategia di fondo. D'altronde, se non è stata spiegata ai sindaci, figuriamoci che cosa arriva al cittadino. Ecco, Gazzavara aiutiamo. vuole replicare perché poi il tempo a vostra disposizione al sta per scadere. centro di vaccinazione di Jesolo, al Palaturismo, e ho visto decine e decine di persone contente di fare la seconda vaccinazione. Non ho visto delle persone che hanno detto no, guarda, secondo me è meglio che la faccia un'altra. E quindi è una scelta che è stata fatta probabilmente sulla base di anche una programmazione di fornitura di vaccini che prevedevano una disponibilità diversa. Insomma, è innegabile che rispetto al primo programma di invio di vaccini ci siano stati dei problemi. Io spero che adesso questo nuovo governo, questa organizzazione messa in campo da Draghi e dal generale Figliuolo dia una maggiore garanzia di programmazione. Torno alla domanda iniziale del direttore. La programmazione la puoi fare nel momento in cui hai certezza di avere le risorse e di avere le persone per poi utilizzare quelle risorse, perché il rischio è di mettere in moto una macchina estremamente capace e performante dal punto di vista vaccinale, ma poi magari ti rimane ferma perché non ci sono i vaccini. Io spero che nel corso di queste settimane che arriveranno, insomma, un po' tutti quanti siamo convinti che il mese di aprile e il maggio sarà un mese dove il numero di vaccini ci permetterà di fare numeri importanti, ampliando le categorie, ampliando le classi di età, e quindi arrivare a un'importante vaccinazione di massa, che mi pare di capire è l'unica soluzione che abbiamo da prospettare per i prossimi mesi. È chiaro che poi quando fai delle scelte, insomma, soltanto il lunedì uno ti sa dire com'è finita la partita che aveva messo 1x2, no? Poi vedremo alla fine di questa partita che stiamo giocando da mesi. Io credo che la Regione del Veneto nel corso di questo anno si sia comportata in maniera performante, abbia avuto la capacità di continuare a garantire terapie intensive, a garantire cure, a tenere un equilibrio tra le necessità delle cure e l'economia del nostro territorio. Ripeto, sarebbe stato troppo facile per tutti chiudere, ma bisogna avere poi anche la sensibilità di capire quali sono le aspettative, e quindi credo che una regione che poi al termine di quelli che saranno purtroppo i numeri crudi che andremo ad esaminare nel corso fra qualche anno, quando riusciremo a fare una vera e propria statistica, purtroppo, perché poi i numeri dovremo andarli a contare, si dimostrerà che la Regione del Veneto ha avuto ancora una volta la capacità di essere performante, capace di dare delle risposte e di mantenere un equilibrio con la propria economia. Ecco, benissimo, il tempo che abbiamo concordato sta per scadere. Sindaco, 30 secondi, vuole lanciare un saluto, un auspicio, un ideale per le prossime settimane? Ma io penso questo, che noi dobbiamo continuare a tenere duro il più possibile, dobbiamo cercare di sforzarci di stare un po' alle indicazioni che arrivano dall'autorità, perché in questo momento qui, soprattutto nelle emergenze, è chiaro che seguire le indicazioni dell'autorità è determinante per riuscire ad avere un minimo di ordine. Questo non vuol dire condividere tutto. Io ho condiviso poche decisioni dello Stato, poche decisioni della Regione del Veneto, però nonostante questo ho sempre eseguito alla lettera tutte le indicazioni che mi sono state date e facendo il mio meglio, penso come tutti i sindaci che ci sono. Allora, i dati ci dicono una cosa: noi dobbiamo tenere duro alla fine, fino a fine maggio. Dal mese di giugno, se si fanno due conti, si capisce che le persone che sono a rischio, cioè quelli a rischio di ospedalizzazione, ricordiamoci che la pandemia non è un problema per la malattia in sé, il problema della pandemia è legato al fatto che buona parte delle persone vanno in ospedale e non c'è più posto per queste persone qui, oppure non c'è posto per le persone che hanno altre patologie. Lo sappiamo bene e la Lombardia ce lo insegna in particolar modo. Allora, il problema centrale oggi è questo. Se noi vediamo, a fine maggio dovremo avere tutte le persone, tra virgolette, fragili, deboli, quelle che rischiano di finire in ospedale, che saranno vaccinate. La maggior parte delle persone che sono dei servizi pubblici essenziali, quindi quelle di cui noi cittadini abbiamo bisogno affinché non si arrestino i servizi pubblici essenziali, saranno vaccinate. Da giugno non abbiamo risolto il problema del Covid, ma da giugno cambierà un po' la nostra vita, perché chiaramente le persone che rimarranno senza vaccino sono persone che comunque
tendenzialmente, statisticamente, non rischiano più di tanto l'ospedalizzazione, quindi si potrà andare verso una maggiore diciamo normalità. Quindi l'auspicio è che teniamo duro tutti insieme, che si continui con un rapporto di collaborazione ovviamente fra le istituzioni. Gestire l'emergenza non è facile per un comune, non è facile per le regioni, non è facile per lo Stato, non è facile per nessuno, quindi non è che si fanno polemiche secondo me rispetto agli altri, ciascuno può dire di quanto male gli altri hanno gestito, in verità siamo stati presi tutti un po' in contropiede. Poi ci sono scelte che potevano essere fatte in un modo piuttosto che in un altro, io non faccio polemiche su quello che dice l'assessore Calzavara, sono delle scelte, tant'è che ho detto sono perfettamente legittime e hanno la loro strategia. Io non le condivido, ma non è un problema, cioè ognuno ha la propria, siamo tutti scienziati, no? Assessore, allora, vuole chiudere anche lei? No, sulla parte organizzativa però dico sì, che ora siamo ritornati, secondo me, in bolla, in regione stiamo andando bene, siamo ripartiti bene, non neghiamo che abbiamo avuto grossi problemi organizzativi anche noi. A novembre del 2019, quando sono arrivate le notizie dalla Cina che c'era l'epidemia, che probabilmente sarebbe arrivata in Europa, eccetera, eccetera, il comune di Belluno, come tanti altri comuni, la prima cosa che ha fatto è stata la scorta di mascherine, di guanti, di tute. Abbiamo fatto fare il corso della protezione civile per le disinfestazioni e per la gestione, eccetera, per la gestione, diciamo, di questo tipo di emergenze, e ci siamo trovati con l'ospedale che non c'aveva le mascherine, gliele abbiamo mandate noi. Allora, qui qualche elemento organizzativo che non ha funzionato c'è. Detto questo, li abbiamo risolti adesso, il Veneto è forte, ha una forte capacità organizzativa, diciamo, quando si mette con le maniche rimboccate, abbiamo un grande servizio sanitario molto, molto forte, molto ben funzionante, quindi abbiamo tutte le carte in regola assolutamente per ripartire benissimo. e per riuscire a superare questa fase. Assessore, sinteticamente vuole chiudere anche lei con qualche obiettivo? Io credo che questo ultimo miglio che dobbiamo fare verso una gestione che ci permetta probabilmente anche nei mesi futuri, di convivere con questo virus, non è una cosa che scomparirà, insomma, probabilmente lo vivremo in maniera diversa anche nel prossimo autunno, ma sicuramente con lo sforzo di tutti, insomma, nei tutti ci sta la regione, ci stanno i comuni, ci stanno gli amministratori locali, ci sta l'impresa, ci sta il terzo settore che deve mettersi a disposizione proprio per questo sforzo straordinario. Cioè, se l'Inghilterra riesce a vaccinare un vaccino ogni 27 secondi, vuol dire che c'è uno sforzo collettivo da parte di una comunità che si è messa a disposizione per cercare di arrivare prima possibile a una vaccinazione di massa. Questo è quello che dovremo cercare di fare nel corso dei prossimi mesi, consapevoli che ancora è una battaglia da vincere, non è vinta, è assolutamente ancora un percorso che ci deve vedere tutti attenti e consapevoli che non si può mollare l'attenzione su un tema come questo. Concludo con e vi saluto con un messaggio di speranza. Oggi Venezia festeggia i suoi 1600 anni della fondazione, un esempio di resilienza pura nell'Europa all'interno del piano nazionale, del Next Generation EU, parla di ripresa e resilienza, e oggi credo che festeggiare i 1600 anni di Venezia, della nostra capitale del Veneto, che è un esempio di come una città nel corso di questi secoli ha avuto la possibilità di passare momenti difficilissimi, ma da là ripartire. E questo credo che sia un po' l'emblema di noi veneti, della nostra capacità, della capacità di essere, così come dimostrato da molti studi, più reattivi proprio per il modello della piccola e media impresa, più reattivi ad altre parti d'Italia, e quindi io sono veramente convinto che passati questi prossimi 2 mesi, dove dovremo cercare di fare uno sforzo collettivo per arrivare alla vaccinazione di massa, si potrà vedere un Veneto nel secondo semestre che riparte anche in quei settori che hanno sofferto di più, e che naturalmente possa permetterci di continuare a essere una delle locomotive d'Italia e continuare in questo processo di innovazione che la Regione del Veneto, insieme con tutti gli amministratori locali, sta cercando di dare come esempio e come servizio ai cittadini veneti. Ecco, bene, io vi ringrazio, ovviamente posso dire che da parte mia, anche del mio staff, insomma, del pubblico a casa, sicuramente il nostro sostegno al vostro impegno civico, perché ovviamente come sindaco e come assessore regionale, sindaco di capoluogo di Belluno e come assessore regionale del Veneto, sicuramente sarete in prima linea, e ovviamente i cittadini devono ringraziare le persone che si impegnano
per la propria collettività. Bene, grazie ancora e buona continuazione Grazie. e buon lavoro. Bene, Grazie, buona serata, buona Grazie, continuazione. buona serata. Grazie ancora. Bene, noi continuiamo con uno stacchetto pubblicitario e poi ovviamente continuiamo qui, ricordatevi 049 63 11 11, adesso entreremo in collegamento con un medico di medicina generale e ne sentiremo delle belle. A fra pochissimo. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Bene, ecco, ricordiamo che siamo insieme alle Persone TV, un nuovo modo di concepire l'informazione. Abbiamo questo canale social interamente dedicato a tutte le nostre produzioni. Abbiamo il TG, il Sestante News, la nostra testata giornalistica, il nostro staff di informazioni, i commenti alle notizie, ovviamente, il nostro pensaforte, il talk show insieme idee persone, da cui è nato poi l'idea del canale, il mercoledì e giovedì sul canale 15 del Digitale Terrestre. Bene, riprendiamo qui perché ovviamente qui gli ospiti in studio sono in fermento, scopelliti, cioè, tutto, l'ora è solo per lei, va bene? Fare tutto. No, io preferisco interloquire anche con gli altri ospiti. Prego, posso cominciare subito? Assolutamente. Allora, avrei parecchie cose da dire. Intanto vorrei dire, mi è piaciuto molto l'intervento del sindaco, ma io ho detto altre volte, e non solo ai sindaci della mia parte politica, che i sindaci secondo me sono degli eroi, perché per quello che guadagnano e per il lavoro che fanno sul territorio sono veramente fantastici. I rischi che... Esatto. Prima questione. Seconda, il problema delle vaccinazioni. Allora, io più volte, vi dico subito che sono un ottimista, nel senso che penso che alla fine i vaccini arriveranno e noi riusciremo a vaccinare la popolazione entro l'estate. Però se vogliamo fare due conti, allora noi abbiamo, stamattina i vaccinati erano 8 milioni e quasi 300 mila. Ma per vaccinati intende prima dose e seconda dose? Io dico, non solo vaccino. Io sono del parere, come il sindaco,
che avremmo dovuto seguire l'opzione inglese, perché secondo me anche con una sola vaccinazione si... Almeno davamo una botta. No, ma diciamo. il fatto che gli inglesi abbiano fatto la scelta migliore dipende, la potete vedere dal numero dei morti che ci sono in Inghilterra. Momento, sì. In Inghilterra hanno tutti fatto una sola dose e hanno 30 morti al giorno. Noi oggi 466 e noi ce la giochiamo ancora sulla prima o sulla seconda dose. Qua io dico, tutti quanti dobbiamo avere almeno una dose entro l'estate, perché questo abbatte drasticamente i problemi della sanità, perché se noi i nostri vecchi li mettiamo in sicurezza, il problema, no, scusi, adesso Scopelliti lei ha detto una cosa si giusta. Risolve. Sentiamo Dolfin su questo. Ecco, ha detto una cosa giusta Scopelliti. I vecchi, però il problema è che solo il 19,1% delle vaccinazioni sono andate a finire nelle categorie a rischio. Questo è uno scandalo. Questo è uno scandalo. Uno scandalo. Come la interpreta lei, Dolfin? Cioè, l'altro 80% è finito. Gli impiegati amministrativi delle US 35 anni, Vabbè, gli insegnanti di 40, i dipendenti statali a Scanzi, hanno fatto la puntura a Scanzi, vabbè, lei se la prende che con ha 46 Scanzi, anni. No, cioè, la statistica è chiara, 19,1% delle persone a rischio sono state vaccinate, gli altri 80% sono finite nel mare magno, amico mio, amico suo, io ti porto con la carrozzina, ho 20 anni, mi voglio vaccinare. Come mai secondo lei, Dolfin? Sicuramente non è colpa della Regione Veneto su No, questo. no. Ecco, questo va detto perché noi abbiamo rispettato tutte le regole imposte dall'ente gestore, diciamo così, nazionale, CTS, tutto quello che potevano essere, Protezione Civile, tutti coloro che comunque hanno forza e potere, diciamo, di gestione, diciamo così, della vaccinazione in Italia. La catena di comando è stata anche cambiata, abbiamo 2 nuove figure sia della Protezione Civile che anche il generale Figliuolo, e questo ci dà anche la possibilità e dimostrazione anche per quelli che dicono che non è stato fatto niente, il cambio soltanto del primo ministro, in realtà vuol dire che anche la catena di comando qualcosa non funzionava. Qualcuno che si è sognato addirittura di creare quelle infrastrutture spendendo un sacco di soldi, mettendole sulle piazze, le famose prigole e quant'altro, ecco. Insomma, lasciamo perdere quando abbiamo tantissime strutture che si possono a costo zero essere utilizzate, magari sono anche abbandonate di per sé, e dunque utilizzarle proprio per l'emergenza. Siamo in un'emergenza, siamo nel mezzo di una guerra dove il nemico è un nemico invisibile, esiste, fa morti sia effettivi, ma soprattutto poi dopo tutta la parte economica che poi dopo ne risente tutto il resto. Dunque, abbiamo in collegamento, sì, adesso comunque riprendiamo questo discorso, Dolfin, sicuramente, abbiamo in collegamento, ecco, Scopelliti, quindi se lei ha piacere di fare qualche domanda, c'è una persona veramente più competente di me, di lei, tutti assieme, dico io, perché insomma, ammettere di essere ignoranti è una cosa che fa, almeno io lo ammetto sempre. Abbiamo il dottor Frapporti Guglielmo Frapporti, che è un medico di famiglia, un medico di medicina generale, come vogliamo chiamarla, segretario provinciale della Federazione Medici Medicina Generale di Verona, componente della segreteria del Veneto. Ecco, innanzitutto benvenuto dottore. Ecco, allora qui c'è il problema dei vaccini. In effetti adesso stavamo parlando, prendendo spunto da quello che ha detto il sindaco di Belluno, dottore, come mai il Veneto, che poi comunque in un certo senso l'abbiamo detto anche nei nostri format qualche giorno fa, anche in trasmissione, cioè il Veneto è rimasto un po' su un atteggiamento prudente, cioè ha tenuto un po', aspettiamo a fare esaurire le scorte, se rimaniamo senza cosa facciamo? Quindi invece, per dire, solo la Calabria era sotto di noi, quindi tutte le altre regioni invece hanno spinto moltissimo sulle esaurire o andare a esaurimento delle scorte. Buonasera, ringrazio lei per l'invito e ringrazio anche gli altri partecipanti a questo incontro. Buonasera dottore, buonasera. Buonasera, ognuno di noi naturalmente porta il suo angolo visuale, il suo punto di vista, ecco, che vanno tutti considerati. Io porto quello della medicina di famiglia del Veneto, che è comunque diciamo un pezzo importante della sanità. Abbiamo visto nella prima e nella seconda fase come ha cercato di fronteggiare questa ondata pesante che abbiamo dovuto subire in Veneto. Ecco, venendo subito ai vaccini,
Devo dire anch'io che naturalmente siamo in presenza di una emergenza, non so se possiamo definirla una guerra, comunque è un'emergenza, ma si tratta di un problema di salute, di un'epidemia che nella storia, come tante altre epidemie, è stata fronteggiata nei tempi passati con altri mezzi. Oggi abbiamo a disposizione tecnologia, vaccini e anche organizzazione. Devo dire però, ecco, una prima osservazione con un po' di perplessità, come dal livello nazionale e poi anche declinato nelle regioni, in questa prima fase è stata fatta una scelta di concentrare le vaccinazioni in grossi centri vaccinali. Nel Veneto CVP sono 58 e in particolare poi in alcune regioni, anche nel Veneto, abbiamo tardato a far intervenire quello che è sempre stato storicamente, diciamo, il soggetto che vaccina. Fin dai tempi del vaiolo, i medici di famiglia vaccinano. Ricordo che nel mese di novembre in Veneto, i medici di famiglia del Veneto hanno vaccinato in un solo mese 900.000 persone. In un mese, in pieno Covid, con tutti i medici che non erano vaccinati e quindi avevano anche il rischio di... Allora, dottore, ma come va? Che cosa è successo? Perché poi ogni tanto appare sul giornale accordo con i medici, medicina generale, poi invece non è vero. Dovete fare i vaccini e poi no, aspetta, non siamo in grado, non abbiamo la struttura, non abbiamo... per esempio un suo collega mi ha detto recentemente che a un certo punto il direttore dell'USL l'ha chiamato e ha detto vi do 15 vaccini a testa, vaccinate chi volete. E il dottore, questa persona che conosco, ha detto come faccio a scegliere chi vaccinare e chi non vaccinare. Quindi c'è veramente una situazione un po' paradossale, no? Beh, dobbiamo dire, e sono soddisfatto di questo, che l'11 di marzo abbiamo concordato, fatto un accordo con la Regione Veneto per far entrare in campo anche i medici di famiglia. Un accordo che poi però deve essere declinato dal livello regionale al livello aziendale. Di fatto ancora i medici di famiglia non hanno in mano i vaccini, non sappiamo bene che tipo di vaccino possiamo fare e poi la parte organizzativa, come trasferire i vaccini, diciamo, dai depositi. Perché so che alcuni dottori, so che alcuni medici di medicina generale addirittura si sarebbero uniti per creare un centro, punti di riferimento. Certamente. Però su questa cosa sembra che la Regione Veneto non li abbia poi tanto agevolati. Però c'è Scopelitico che voleva fare una domanda. Sì, dottore, posso farle una domanda? Intanto volevo dirle che c'è il vaccino Pfizer che deve stare a 70 gradi sotto zero, no? Per essere conservato, ma c'è il vaccino Moderna, per esempio, che può essere conservato in un normale frigorifero, no? Allora, la domanda che faccio io al medico di famiglia è questa. Dottore, lei se la sente di fare 10 vaccini al giorno? Sì. Oh. Allora aspetti, dialoghiamo. Volevo sentire che lei è d'accordo, che ne fa 10 al giorno. Siete 68.000 i medici generali in tutta Italia. Veramente? 68.000 mi sembra. Se fate 10 vaccini al giorno sono 680.000 vaccini al giorno che fanno solo i medici di famiglia. Capisci Vincenzo? Questo significa che se noi abbiamo un esercito di gente poi che ci conosce, perché lui conosce benissimo tutti i suoi assistiti e sa benissimo da chi deve cominciare per vaccinarli, no? Ecco, e potremmo farlo in un mese, potremmo vaccinare tutta l'Italia, altro che in un anno. Come, poi andiamo a creare delle strutture... Facendo le primule. Ecco, adesso Gherardi, andiamo a creare invece delle strutture, 58 centri vaccinali in cui ci sono la segreteria, quello che deve fare l'informativa. Lui ha tutti i dati, i dati dei suoi assistiti, gente che deve non avrebbe bisogno di niente. Con un dispendio di energie enorme, anche di costi. Sì, ma io penso che il problema sia a monte. Non è solo un problema vaccinale di chi li fa. Il problema è che disorganizzazione pura dall'inizio, a partire dall'Europa. Perché adesso parlo da ex imprenditore. Se io firmo un contratto dove chi mi deve fornire un prodotto
nel contratto non ha una dose, una quantità, ma ha il meglio delle possibilità, scusate, ma a livello imprenditoriale è da dementi firmarlo. No. Quindi già questo è un primo step, perché o si hanno numeri certi e si lavora sui numeri, altrimenti è tutto buttato all'aria e campato in aria. Primo. E questa è una cosa fondamentale ed è il fallimento dell'Europa su questo. L'Inghilterra va meglio, riesce a fare meglio perché si è arrangiata. E su questo è fuori discussione perché lo dimostrano i dati. E questo è un primo step. Poi, tutelare gli anziani. Certo, bisogna farlo all'inizio però. Perché invece di spendere i soldi per i pattini a rotelle o tutte le altre menate fatte dal governo in pieno Covid, se si cominciava a fare un'assistenza seria agli anziani, domiciliare, attraverso i medici di base che potremmo dare indicazioni in base ai problemi che hanno le persone, assistere gli anziani e vaccinare gli anziani per primi, secondo un certo tipo di logica, cambiava radicalmente tutto. Ma ripeto, il problema è a monte. Chi ha gestito questa pandemia rientra nella categoria di chi non ha mai lavorato e non sa cosa vuol dire organizzare minimamente un qualsiasi cosa. Perché qualsiasi persona con un minimo di logica professionale e ancor più imprenditoriale non commetteva gli errori che hanno commesso loro, a partire dal chiudere determinate categorie. È un caso. Quali sono le categorie che hanno chiuso e che hanno pagato? Tutta la fascia media delle piccole e medie partite IVA. Quelli che non possono protestare perché sono troppo impegnati a non mangiarsi la casa, l'impresa e la vita familiare. Non è un caso. Chi invece può permettersi di far casino è tranquillo al suo posto. Quindi è proprio il modello che è sbagliato, il modello di gestione dall'inizio. Poi scarichiamo sulle regioni, sui comuni, su tutte, la disorganizzazione. No, la disorganizzazione è nazionale, fatta da persone che sono incompetenti, perché ne è dimostrato sugli occhi di tutti. Chi ci ha governato fino all'altro giorno e in parte, in gran larga parte, è ancora lì, è gente che non sa minimamente cosa vuol dire lavorare o organizzare qualcosa. Ecco, Posso replicare, scusa? No, beh, io comunque posso essere d'accordo con quello che ha detto Gerardi, perché io assolutamente ho fatto decine no. di migliaia di colloqui di lavoro, futura società, ricerca e selezione. Posso dire che una persona che fino a ieri fa un lavoro è molto difficile che possa fare un altro all'improvviso. Lui ha fatto un intervento che è perfettamente funzionale alla sua parte politica, cioè lui sta facendo in questo momento gli interessi di Fratelli d'Italia, non gli interessi del paese o della gente che deve essere vaccinata. Perché questo fatto che sono tutti incompetenti, i tedeschi sono incompetenti, allora i danesi sono incompetenti, come mai sono dietro a noi nell'elenco di quelli che devono vaccinare le persone? Vabbè, cioè, io quello che voglio dire, voglio dire, c'era una situazione drammatica e noi, il mio leader Renzi, ha preso Conte per un orecchio, ha preso Arcuri per l'altro orecchio e li ha buttati fuori dal governo. È chiaro? Adesso abbiamo Draghi e abbiamo Figliuolo, che non sono Conte e Arcuri. E infatti le cose si stanno vedendo. Prima facevamo 100.000 vaccini al giorno e adesso oggi ne abbiamo fatti 230.000. Ma 230.000 sono un terzo dei vaccini che potrebbero fare solo i medici di famiglia. Qui il problema è se abbiamo le scorte, e prima o poi le avremo. Ma non le abbiamo, ma non ci sono. La pandemia è nata l'anno scorso. E per fare un vaccino di solito ci vogliono dai 5 ai 7 anni e abbiamo fatto un vaccino in 9 mesi. Ma non illudiamo le persone. Non abbiamo illuso nessuno. Non creiamo false aspettative. Voi siete vaccineremo illusi. tutti. Noi non siamo illusi. No, noi stiamo dicendo... scusi, devo interrompere. Scopelliti, scusi, devo interrompere. Ed effettivamente Draghi e Figliuolo stanno facendo la stessa cosa che facevano Conte e Arcuri. Vaccineremo 500.000 persone. Ci sono 500.000 vaccini al giorno? No. E allora ieri ne abbiamo trovati ad Anagni 30 milioni. Ora, se questi 30 milioni li sequestriamo, come è giusto che sia, si possono sequestrare. Il 13% spettano all'Italia. Ma scusi, sono 4 milioni di vaccini. Lei, Scopelliti, copriamo 10 giorni di vaccini. Ma se c'è un contratto fatto dall'Europa. Un mese fa, lei, personalmente, come si dice dalle parti sue, qua seduto dove era lei adesso, ha detto arriveranno, arriveranno 10 milioni di vaccini entro la metà della fine di marzo. Sono convinto che arrivino. Dove sono?
No, aspetta. Allora, No, basta io questa prima... illusione, questo fatto di No, dire no. alla gente No. arriveranno, Non è c'è vero la stessa niente. cosa che diceva Arcuri e Conte a Non dicembre. è vero niente. Io, allora basta io questa parlo cosa con qua. dati di fatto. AstraZeneca ha avuto un problema, doveva consegnare 120 milioni di vaccini, ne ha consegnati 48 milioni. Ma 27 nel milioni. secondo trimestre recupererà grandemente. E quindi Sì, ma ci daranno i l'azienda vaccini. della seconda filiale La di Pfizer, AstraZeneca la è Pfizer dietro ha Roma e ad raddoppiato, Anagni. Pfizer ha raddoppiato la produzione e quindi stanno arrivando il doppio dei vaccini Pfizer. Moderna ha raddoppiato la produzione, a maggio arriverà Johnson che si fa con una sola dose il vaccino. Qui il punto è, ormai il tempo che è stato perso. No, ma li abbiamo quei vaccini? La domanda che faccio Li io- avremo entro giugno. No, ma li avremo, Allora, ok. Scommettiamo, se vuoi, Parliamo quando li scommettiamo, avremo in frigorifero. Entro giugno entro giugno in Italia ci saranno 60 milioni di Ma dosi. io me lo auguro, il problema è che Però, non ci Scopelliti, sono. lei in questa maniera ogni volta io sono costretto a invitarlo proprio per chiederle, questa è la maniera per Ma farsi se no autoinvitare alla vado trasmissione. nella concorrenza, non fate la concorrenza, e perché la tua poi ogni audience volta- crolla. Se non vengo io l'audience crolla. Senta, Peggio per te. dottor Frapporti, volevo chiederle, io ho ricevuto un messaggio da parte di un medico di medicina generale della Puglia che, dove c'è una forte contrapposizione fra, diciamo, l'USL e i medici proprio per l'obbligatorietà del vaccino. In pratica sembrerebbe che al medico venga imposto di firmare una liberatoria con la quale l'USL si declina ogni responsabilità futura per danni futuri derivanti dalle complicazioni del vaccino. Almeno questo medico mi ha detto così, e mi ha lanciato un audio e mi ha dato questa informazione. Com'è la situazione da questo punto di vista qui in Veneto? Ma guardi, noi stiamo intavolando con tutte le ULSS del Veneto diciamo dei rapporti collaborativi per la vaccinazione e credo che sia molto importante, anche prendendo atto diciamo, del problema del rifornimento delle dosi di vaccino realisticamente, però ecco, focalizzare, come è già stato detto prima, l'attenzione sui pazienti fragili e domiciliari. Come ha detto anche oggi il Presidente Zaia, sono circa 100.000 in Veneto da vaccinare 2 volte, quindi sono 200.000 persone da vaccinare in Veneto e sono quelli che danno purtroppo il maggior contributo alla mortalità. Il 90% delle persone, dei morti, dei 10.000 morti del Veneto, hanno più di 65 anni. Allora stiamo costruendo con le aziende ULSS, in tutte le aziende, anche a Verona, diciamo, l'organizzazione che consenta di accedere a domicilio. Tra questo naturalmente c'è anche il problema, diciamo, della individuazione dei pazienti, dell'anamnesi, della valutazione dei rischi vaccinali, vero? E chi più del medico di famiglia conosce la storia delle persone e il rischio diciamo da vaccino. Quindi dottore, le faccio una domanda diretta: quando, secondo lei, da quando sarà possibile, secondo lei ovviamente, però cerchiamo di fare una previsione attendibile, il medico di medicina generale potrà vaccinare i propri pazienti contro il Covid? Guardi, mi fa una domanda impegnativa, vero? Allora, parliamo di categorie di persone. Stiamo cominciando a vaccinare a domicilio, superando molte difficoltà tecniche e pratiche. Dobbiamo, ecco, questo sì, chiedo, no? Tenendo conto dei problemi anche di rifornimento dei vaccini, concentrare ora un po' di più l'attenzione sulla medicina di famiglia e sui domiciliari, fornendo ai medici di famiglia dosi anche progressive, settimanali, di vaccino. Pensi che ogni medico di famiglia ha circa 40 persone tra in AD e ADP, diciamo, formalizzato e persone fragili in carrozzina che non si possono spostare da casa. 40 persone. Se un medico di famiglia fa, poniamo, 10 persone, 10 di queste alla settimana, in un mese sono tutti vaccinati. Noi abbiamo bisogno, ogni medico di famiglia, di almeno 10 dosi di vaccino alla settimana, che potrebbe essere il Moderna o il Pfizer. Si tratta di mettere a punto la catena organizzativa.
Quindi non ci servono subito tutti i vaccini, guardiamo con realismo a un obiettivo e l'obiettivo possiamo raggiungerlo. Ecco, questo chiediamo alle aziende ULSS e anche alla Regione di coordinare, diciamo, questa modalità di distribuzione dei vaccini, ma anche di registrazione dei vaccini, di accesso alla anagrafe vaccinale, in modo da sapere chi sono i già vaccinati, che sono stati magari inclusi. Ecco. Quindi chiediamo di adesso spostare anche l'attenzione sul territorio e sulla vaccinazione domiciliare come primo punto. E quindi secondo lei quando, dottore? Le ho fatto una domanda, magari se possiamo fare una previsione, quando potrebbe essere? Stiamo cominciando da questa settimana. Guardi che l'accordo è stato fatto 10 giorni fa in Regione e quindi stanno arrivando alle aziende ULSS le indicazioni. Con le aziende ULSS ci stiamo mettendo al lavoro. Aspettiamo che le aziende ULSS destinino ai medici di famiglia le dosi di vaccino. Questo è fondamentale, sono 100.000 persone. Abbiamo bisogno di vaccinare queste 100.000 persone che sono quelle che danno il maggior, purtroppo, carico di mortalità e questa è una priorità. Allora dalla prossima settimana in tutte le aziende ULSS del Veneto sono intavolati proprio le prime iniziative per portare a vaccinare. Speriamo presto, dottore, perché comunque effettivamente si pone anche il problema etico, secondo me, del dottore che deve scegliere chi vaccinare, cioè nel senso, tanto per rispondere a Scopelliti, come fa un medico di medicina generale a scegliere chi devo vaccinare per primo? Vincenzo, 10, cioè, ha non già è anche giusto risposto, questo. il dottore ha già risposto. Ma tu devi ragionare da medico, non devi ragionare da 40 da dirigente dell'INPS. Ha 40 persone fragili da vaccinare. So, l'ha già detto, c'è anche e in un una problema. settimana le vaccina. Ma il dottore ti ha detto anche un'altra cosa, Scopelliti, non arriveranno 1000 dosi che tu puoi scegliere, arriveranno 10 alla volta, tu devi scegliere anche chi vaccinare. Fammi dire due cose rapidamente. Allora, la prima è questa: mia madre il 3 marzo ha fatto 92 anni, non è ancora vaccinata. Sai perché? Perché non vuole andare in ospedale a fare la fila per essere vaccinata, perché lei avrebbe già diritto. Sta aspettando che il suo medico di famiglia gli dica Franca, vieni da me che stamattina ti faccio la puntura. Ok? Prima. Secondo, io quando ero giovane ho fatto l'ufficiale dell'esercito, ero in artiglieria e ero il comandante della batteria comando e servizi, facevo il logistico. Non c'è, credetemi, non lo dico perché l'ho fatto per 3 anni, ma non c'è organizzazione migliore dell'esercito dal punto di vista logistico. Se noi all'esercito, e c'è Figliuolo adesso, diciamo tu devi consegnare a 60.000 medici ogni giorno 10 fiale Pfizer, loro a costo di morire ti consegnano le 10 fiale per ogni medico e il medico ha il tempo di utilizzarle in giornata senza doverle mettere in frigorifero. Si può fare, basta volerlo. Ecco, qui questo basta volerlo evidentemente in Italia ma non è bastato perché comunque ricordiamoci che, come dicevamo prima, sono dati miei, il 19% sui giornali, il 19,1% sono le persone a rischio morte che sono state vaccinate, gli altri sono tutti quanti finiti, non si sa perché e per come. Allora dottore, so che il nostro tempo è scaduto, io la saluto e veramente la ringrazio della sua disponibilità, ovviamente lo dico con molta serenità e franchezza, diciamo, è chiaro che la popolazione aspetta che l'organizzazione, io so che non dipende da voi medici perché ne conosco tanti come lei e posso vantarmi di conoscerne parecchi e so che tutti sono determinati a fare bene, tutti sono sempre in prima linea e ricordiamo che siete stati la prima linea del fronte contro il Covid, non è stato l'ospedale, non è stato Conte che chiuso in casa con Casalino a fare le conferenze stampa, e sono stati i medici di medicina generale che sono stati i primi a morire, i primi a soffrire. Quindi chiaramente la popolazione questa cosa lo sa ed è giusto che io oggi voglio ribadirla, cioè, molti di voi ovviamente hanno perso la vita proprio con l'impegno professionale e quindi veramente dobbiamo anche ringraziare l'Organizzazione dei Medici di Medicina Generale, per questo dottore l'ho invitata, perché
per ricordare che con l'impegno loro possiamo veramente fare un salto di qualità. Non è impensabile creare questi centri, cioè la moltiplicazione sarebbe impossibile da organizzare 80-100 centri per ogni regione, proprio un problema numerico. Tu che hai fatto logistica, sì, impiegherei 2 anni. Invece l'unico affidamento sono ancora una volta i medici di medicina generale, quindi dottore, tutto il mio appoggio a tutti i medici d'Italia e ovviamente del Veneto per questo impegno futuro ancora una volta sulle vostre spalle. Quindi, mi permetta di ringraziarla, guardi, negli ultimi 15 giorni sono morti 2 miei colleghi che si erano infettati per il Covid in casa di riposo e in ambulatorio, 2 miei colleghi di Verona. Mi permetta di ringraziarli, di ricordarli, ma i medici non sono degli eroi, fanno il loro mestiere e lo devono fare con i criteri della deontologia professionale. Quindi, ecco, parliamo solo di un lavoro che abbiamo scelto e che chiediamo di essere messi nelle condizioni di farlo al meglio possibile. Esatto. Come tutti gli altri, anche i presenti che sono qui, ciascuno per la propria parte, penso, ci mette il suo impegno in questa cosa del lotta al Covid. Guardi, mi permetta solo una parola. Una delle cose più grandi che ci ha insegnato a proposito delle vaccinazioni il Covid è l'alleanza con i sindaci. Noi abbiamo sviluppato, parlo della mia provincia ma anche nelle altre province, una cosa secondo me bellissima. Molti sindaci si sono messi a disposizione, hanno messo a disposizione degli spazi, la protezione civile, volontari. Abbiamo trovato infermieri volontari, medici in pensione che si sono offerti volontariamente. Noi possiamo moltiplicare per 10, per 20, per 30 nella mia provincia abbiamo fatto conto almeno 40 punti vaccinali organizzati insieme coi sindaci. È una cosa straordinaria, credo anche del nostro Veneto questa. Dobbiamo fare leva su questa cosa qua. Mi scusi del tempo che le ho rubato, no, anzi, ma è così. Anzi, dottore, le posso dire che noi, no, tutto il nostro sostegno, come dicevo, noi in trasmissione qua eravamo a febbraio, a marzo, aprile, maggio dell'anno scorso in prima linea intervistando medici e appunto sostenendo il loro essere in prima linea, se mi ricordo, senza mascherine, senza diciamo protezioni, perché però nel frattempo Conte si era premunito di mascherine, guanti eccetera eccetera, invece la prima linea, ahimè, diciamo, e quindi noi abbiamo veramente sollevato anche nel nostro piccolo queste problematiche con altri suoi colleghi di altre province, quindi ecco, ancora un ringraziamento al vostro impegno e di continuare così, perché ovviamente diciamo, il rapporto fra il cittadino e il medico di medicina generale è un rapporto, diciamo, speciale, storico, ecco, usiamo questo termine. Quindi grazie ancora dottore, grazie anche alla Federazione dei Medici, alla FIMMG, di cui lei è segretario regionale a Verona. Grazie ancora dottore, grazie per il vostro impegno. Buonasera. Grazie. Bene, allora adesso lanciamo un po' lo stacchetto pubblicitario e poi torniamo in diretta qui, ovviamente, dagli studi di Canale Italia. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Torniamo qua in linea insieme alle persone TV, siamo ormai col tempo limitato, il nostro canale televisivo, mettete mi piace insieme alle persone TV sui social Facebook e anche su YouTube, iscrivetevi al canale così avete la possibilità di vedere tutte, di condividere tutte le nostre iniziative. Bene, Scopelliti, allora, Gherardi, alla fine toccante, molto toccante la testimonianza del dottor Guglielmo Frapporti, i medici all'inizio della pandemia lasciati a se stessi in prima linea, senza armi, senza difese. Ma sì, come tutte le persone che erano in prima linea, la protezione civile stessa, i medici, gli infermieri, il personale dell'ospedale. Io mi ricordo benissimo quel periodo lì, le mascherine si cercava di importare dall'estero pagandole e venivano sequestrate nelle nostre dogane per poi ritornare distribuite dal Dipartimento di Protezione Civile dello Stato. È in ritardo. E questa è la dimostrazione di incompetenza. Lo ripeto nuovamente, è una dimostrazione di incompetenza, non saper organizzare. Abbiamo dovuto trovare una soluzione interna con la Regione, grazie alla Regione che si è inventata una mascherina che per quanto possa aver avuto difetti ha tamponato, ma le persone si ammalavano perché non avevano un dispositivo, i medici in primis, i volontari di protezione civile, ma tutte le situazioni. C'è sempre stata una disorganizzazione totale e la volontà di continuare a comandare a livello centrale. In quel caso lì, aver avuto una persona con un minimo di criterio che avesse detto ragazzi è impossibile gestire tutto così, deleghiamo alcune cose in più, forse una mano più libera sul territorio si riuscivano a risolvere. Tante volte scelte imposte da Roma dove né la regione né il comune poteva minimamente intervenire per organizzarsi, quando magari aveva potenzialità 10.000 volte superiori. Coinvolgere i medici, è verissimo quello che ha detto il medico, il rapporto tra il medico di famiglia e l'amministrazione comunale è strettissimo, perché? Perché il medico di famiglia rappresenta quella che è la popolazione, sa benissimo con chi ha a che fare, sa quali sono le criticità e ripeto, aver organizzato a monte meglio una tutela per la fascia debole voleva dire aver avuto già adesso lo strumento per servire prima quella fascia debole, perché era già tutta schedata. Non è stato fatto e ne vediamo gli effetti. Fermo restando che io resto di un punto di vista. Continuiamo a parlare di migliaia e migliaia e migliaia di morti di Covid in Italia. Attenzione, i morti sono con Covid. All'estero non contano i con Covid, contano i morti di Covid. Ecco, Scopelliti, e qua è dimostrato che vengono contati. Spero che non si metta a fare anche il negazionista lui. Sto dicendo che nel conteggio di morti... Ma io ho esempi che conosco benissimo, da assessore l'ho visto, persone sane, morte di anzianità, e il certificato dice morto con Covid e conteggiato. Erano persone che erano a casa e si sono spente naturalmente. Vabbè, perché però avevano il virus o non ce l'avevano? Sì. Poi tu dici, vabbè, però è morto di infarto. Ok, ma era una persona fragile. Ma non è morto per il virus. Guarda, ma non è morto. No. Il virus, ma non è... il virus ti causa difficoltà polmonari, non respiri bene, trombi. Ma se una persona sta bene e muore perché si spegne il cuore, il cuore malato muori. Se sei un calciatore non muori. Io direi che il tempo valuterà e deciderà che cosa è successo veramente. Scopelliti, però lei marzo, aprile, maggio, giugno era un tifoso accanito di Conte, poi a un certo punto... No, aspetta. Mi sbaglio? No. Allora, ristabiliamo la verità politica. La verità politica è che Conte ha fatto un governo con la Lega. A un certo punto Salvini ha detto adesso ti stacco la famoso spina. Stacco la spina. Ti stacco la spina.
mi Ed è faccio arrivato il dare- soccorso e mi rosso. faccio dare dal paese i pieni poteri. Noi, che siamo figli Endrocchia, si dice a casa mia, abbiamo detto no, Definizione perfetta. tu vuoi i pieni poteri? No. Allora abbiamo sopportato il governo Conte 2 purché Salvini non avesse questa è la dimostrazione di come funziona l'Italia. Non è per il bene dell'Italia, ma purché qualcuno no. Perché noi lì Renzi ha già no, perso. adesso noi eravate al governo voi, faccio ci scampi e liberi che poi andate al governo. Scusa, ancora mi sta bene Giorgetti al governo, ma la Meloni no. Scusa, Questa è la dimostrazione perché l'Italia non funziona. Adesso che cosa è successo? È successo che quando noi abbiamo capito che Conte non avrebbe gestito la pandemia e avrebbe buttato i soldi dalla finestra, i soldi dell'Europa, abbiamo detto mettiamo una persona seria. Perché non passava la mancetta. Abbiamo detto mettiamo una persona Mancavano seria. 2 ministri, Abbiamo- non c'era la tant'è vero mancetta, che non si anche pagava loro- la marchetta. anche loro Quello è il motivo ci della sono caduta del governo ci Conte. stanno. Perché? La Perché caduta questo del è un governo governo di Conte non è persone perché non serie. lavorava, se non la spina la staccavate prima, l'avete staccata quando la mancetta non arriva più, quando il riccattuccio la prenderete il riccattuccio voi, di un paio quando no, andrete al governo. infatti siamo fuori. E infatti non andrete mai al governo. Fateci votare, ristabilite quello che è il primo diritto dei cittadini. Nel 2023 si vota. Ma ho capito che il giochetto Non c'è il nessun giochetto di mettere il burrachino di turno, Ma tanto no, la mattina, voi vi alzate la mattina, fate un sondaggio e dite che libidine, siamo al 20%. Dove siete al 20%? il sondaggio non lo guardavo il 2, ma manca lo 0,2 Quella vostro. è la tua forza. Quanti deputati hai? Quella è la Andiamo a tua forza. votare, poi ne La riparliamo. nostra è una Andiamo a votare e poi democrazia vediamo se è diventato un prefisso parlamentare. veneto. Però scusi Andiamo a votare, Scopelliti, i poi sondaggi, a proposito dei sondaggi, insomma Renzi ha pagato a caro prezzo questo staccare la spina al governo Non ce Conte. ne frega niente a noi dei sondaggi, noi facciamo il bene dell'Italia, non il bene della nostra parte politica, perché se noi volessimo fare il bene della nostra parte politica faremmo come fa la Meloni e invece non ci interessa. Si chiama coerenza, fare la come nostra è fa la differente. Meloni. Dolfin, Si chiama Ci coerenza. interessa governare. Si chiama Scopelliti, coerenza. voglio sentire Dolfin che è rimasto... Su questo tema? Noi abbiamo fatto la nostra parte, cioè nel senso che avevamo capito, tanto abbiamo creato più problemi a quelli che sono dentro, perché abbiamo visto cosa è successo in casa PD, addirittura il segretario è saltato. Hai visto che ho nominato Giorgetti, non a caso, che è una persona e anche nel Movimento 5 Stelle c'è stata tutta una rivoluzione interna, diciamo così, ecco, addirittura inclusione, addirittura anche la piattaforma Rousseau, insomma, che era al centro di tutto. 34 persone e dunque figuriamoci, nel senso che fin dall'inizio noi abbiamo cominciato un percorso con Conte, dopo però ci siamo resi conto che ogni qualvolta si andava avanti e si portava nelle commissioni, nel Consiglio dei Ministri, tutta una serie di provvedimenti e dopo si stoppava tutto quanto. Allora è ovvio che a un certo punto Salvini ha staccato la spina perché insomma il paese doveva andare avanti. Però sembra che effettivamente è la stessa cosa che ha detto Renzi, ogni volta che c'erano le cose da risolvere, sempre muri. Sì, c'era il mondo, ma sappiamo, allora io sono uno di quelli e ho un'amministrazione, sono anche consigliere comunale a Chioggia, all'opposizione, e ho visto in questi 4 anni ormai, c'è il posticipo, adesso andremo a settembre, ma in questi 4 anni, ormai 4 anni e mezzo, 4 anni e 3/4, ho visto insomma tutte le occasioni di portare, ormai è la filosofia del Movimento 5 Stelle, cioè il sindaco tuo di che? dei 5 Stelle. E dunque questa volontà di non avere appunto tutte quelle disponibilità di accettare, di suggerimenti, tutto il resto. Ecco, siamo avanti così. È ovvio che poi dopo i problemi l'Italia ha 2 velocità, l'abbiamo sempre detto, non possiamo nasconderci. E dunque chi vuole e chi ha la possibilità di fare, devi lasciarlo fare. No, il passante no, la TAV no, non navi, non questo. Dove andiamo a finire questo paese? Allora, ovvio che bisognava staccare la spina. È arrivato... non si è arrivati ad andare a votare e si è dovuto fare una scelta. All'inizio sembrava una scelta, diciamo così, ma una figura come Draghi sicuramente era, diciamo così, penso e credo sia stato quello
di più che si poteva mettere in campo in questo momento, soprattutto nel rispetto anche di una riconoscenza europea e internazionale, perché avevamo perso anche un po' diciamo così, di capacità. Dice che Di Maio agli esteri non era il massimo. Allora io non voglio parlare mai di nessuno, però quando avevamo ministri alla Toninelli, insomma, o tanti altri, o come Lazzolina, che lo pagheremo sicuramente tutti quei conti che poi dopo alla fine ha fatto danni infiniti. Di tutto e di più, insomma, la realtà di fatti. Adesso sembra che qualcosa si stia muovendo, c'è sicuramente un'immagine di sovranità italiana al di fuori e all'estero che sicuramente qualcuno, la Germania stessa, ce la riconosce, e tutti quegli aspetti burocratici, diciamo, europei. Dunque abbiamo comunque una figura importante. Ovvio che il correlario politico, anche se è diverso tra esso, ma nella partita soprattutto che può dare quel famoso rinascimento con questi benedetti recovery fund, può essere utile veramente al Paese per finalmente farli uscire un po' da questa crisi. Bisogna gestirli, beh, ci mancherebbe altro. Adesso sarà qua il banco di prova, abbiamo delle scadenze importanti, vedremo, e da là vedremo se ci sarà un'ulteriore tenuta, anche perché l'Europa ci tira per l'orecchio dopo, se non rimettiamo in pratica la partita di ricordo. Dunque stiamo attenti a cosa stiamo facendo, e la responsabilità, mi scusi, e la figura di Draghi è una figura di garanzia. Infatti, questo volevo aggiungere, se posso. Come? Per le banche. No, vabbè. Anche per le banche, perché volevo aggiungere. Non è offensivo, solo per la garanzia per il mondo bancario. Servirà anche per le banche. Per la Banca Centrale Europea. Se falliscono le banche, fallisce il Paese. Quindi puoi dire quello che vuoi. No, io preferisco uno che non faccia fallire le banche. Non ho criticato Draghi. Ho detto che lui è una garanzia per la BCE. Una parola sola e poi continui tu. Per dire che la Merkel fra un paio di mesi va in pensione. Non c'è in Europa figura più autorevole di Draghi. Forse rimangono autorevolissimi lui e Macron, e basta. Chi? E nessun altro. Macron? Vabbè, è pur sempre il presidente della Francia, no? Ho capito, il secondo paese europeo. Leadership mi sembra che... Adesso, paragonare Macron e Draghi, scusate, ma... No. Benissimo. Mi fa piacere che piaccia anche a te. Comunque quello che conta sono che nessuno ha detto che Draghi non è una buona quello che conta sono i fatti, non le cariche politiche. Anche la Van der Leyen Draghi ha dimostrato di essere un Draghi uomo è politico. quello che ha detto whatever it takes, no? Ha detto costi quel che costi, e lui farà il bene dell'Italia costi quel che costi, punto e basta. Non c'è bisogno di... Ma io ripeto, nessuno mette in dubbio quella che è la figura di Draghi, ci mancherebbe. Il problema è, che mi pongo io, per quanto sia alta la figura di Draghi, può reggere l'urto dei giochi di sottopotere politico di un governo che, permettete, non vuole essere offensivo, ma è una cozzaglia. Vabbè. Perché non si possono mettere insieme poli opposti e, giustamente, hai fatto l'esempio di Giorgetti, una mente con una non mente, e non dico il de davanti. Mattia, no. Draghi ha governato i mercati. Figurati se non governa questi quattro deficienti politici. Lo dimostra. È ovvio che li guiderà con il guinzaglio. Perché lo dimostra che le cose non sono cambiate. Se veramente avesse avuto potere, non ci sarebbero stati il numero massimo di ministri, non ci sarebbe stata 15 giorni di tempo per dividere i sottosegretari e tenere gli equilibri, non si avrebbero avute certe figure. Ma è politica. Sì, è politica, è ovvio che... Ho detto, se veramente Draghi Bene, fosse stato vedremo, perché comunque alla fine a me fa piacere che c'è almeno un partito sia all'opposizione, perché anche qua come trasmissione noi non siamo nati per dire bravi, fare gli applausi al governo. Il nostro obiettivo è criticare e mettere in evidenza, non per una critica fine a se stessa, ma una critica costruttiva. Guardate che hai fatto 10 cose bene, manca questa che deve essere fatta bene, quindi il meglio possibile manca, e quindi il nostro compito anche qui è quello di fare opposizione.
ovviamente di sviscerare gli argomenti che devono essere migliorati, quindi deve esserci in ogni sana democrazia anche l'opposizione, quindi io veramente a un certo punto ero anche preoccupato quando Draghi faceva le consultazioni, perché ho detto, vuoi vedere che qua sono tutti d'accordo, tocca fare... No, impossibile, c'è la coerenza che vince su tutto. Tocca fare insieme Vincenzo, le persone prima di chiudere, l'opposizione. mi vuoi chiedere qualcosa sull'Inter? No, non ho nessuna intenzione di chiedere. No, ma è ancora lontano il 5 E allora è ancora lontano il 5 maggio. Anzi, non voglio chiedere, proprio volutamente non chiedo nulla. Francesco Scopelliti, Italia Viva Padova, Mattia Grazie. Ierardi, assessore comune di Vicenza, infrastrutture e protezione civile, arredo urbano, verde, pubblico e agricoltura, Fratelli d'Italia, Vicenza. Con Scopelliti abbiamo parlato di vaccini, invece con Mattia Ierardi, in funzione delle sue competenze anche a livello di protezione civile, abbiamo parlato di queste problematiche. Con Marco Dolfin, consigliere regionale Veneto Lega Chioggia, abbiamo parlato anche di aspetti organizzativi della regione. Col sindaco Jacopo Massaro di Belluno e l'assessore Francesco Cazzavara, assessore regionale Veneto Bilancio Patrimonio Lista Zaia Jesolo, abbiamo invece parlato proprio del Veneto nella sua organizzazione, nella funzione sindaco, assessore della montagna e del mare. E il dottor Guglielmo Frapporti, ovviamente medico di famiglia, segretario provinciale FMMG Verona. Abbiamo ovviamente parlato dell'impegno dei medici di medicina generale in prima linea da sempre nel combattere il Covid, e ancora adesso nel prossimo immediato futuro vedrete che saranno ancora loro che ci leveranno le castagne dal fuoco, vedrete sicuramente. Bene, che dire, io ringrazio tutti, anche le persone a casa che ci hanno ascoltato, ancora numerosi qua in diretta e anche su Facebook e YouTube. Non vi resta che dirvi di ascoltare il mio format, così lo lancio un attimo, che faccio ogni giorno, si chiama L'Opinione 5 minuti, dove posso dire la mia, non ho questa veste da conduttore, quindi posso dare libero sfogo, passatemi il termine, a quello che penso. Ecco, l'unica cosa che vi posso garantire, lo dico quasi sempre, è che insieme alle persone, il sottoscritto vigileranno sempre, e vi posso garantire che quello che diciamo alla fine deve arrivare e può arrivare alle orecchie di chi deve sapere e chi deve capire cosa ne pensiamo noi qua, perché la periferia, il territorio c'è, ma noi dobbiamo farci sentire, e noi, insieme alle persone, noi ci siamo. Grazie a voi e agli ospiti, vi aspetto la prossima settimana. Grazie. La macchinazione, c'è una politica. Grazie.